Ehi, dico a te, dedica 10 minuti alla tua salute del tuo udito. Aspettare di non sentire. Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Convenzioni con ASL e INPS, garanzia assicurata. Non aspettare di non sentire. Acustica Friulana. Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto. Dunque torniamo con Linea Diretta, secondo appuntamento quotidiano con friulitv.net. Parliamo di sanità in Friuli Venezia Giulia, la vediamo già inquadrata. Gli diamo il buon pomeriggio a Simona Liguori, consigliera regionale dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio Liguori e grazie per la partecipazione. Buon pomeriggio Omar e ai tuoi telespettatori. Allora, novità importanti nelle ultime giornate di questa strana e anomala primavera, no? Dove i temporali escono all'improvviso, il caldo ci fa un po' aspettare, la stessa primavera una volta si diceva in anticipo, ora è in ritardo perché tra pochi giorni sarà già estate e si dice che sarà un'estate torrida, e torrida però anche a livello politico in Friuli Venezia Giulia. È così, Simona Liguori? Omar, siamo di fronte al fatto che per tante cause finalmente ci stiamo lasciando alle spalle anche la pandemia. Questo è importantissimo, il ricominciare a vivere e ricominciare ad avere relazioni, ricominciare ad avere lavoro. Questo è importantissimo. Naturalmente, com'è che si dice di noi friulani, non si dimentica, quindi tutto quello che è successo purtroppo, anche perché tutti noi, sfido chiunque dei tuoi telespettatori a dire a me non è successo, chiunque noi ha avuto la perdita di una persona cara con il Covid. Quindi io rivolgo a tutte le persone che sono rimaste vittime appunto del contagio e della pandemia, che sono morte all'interno di un ospedale, benedetti i dottori, gli infermieri e gli OS che hanno fatto una battaglia per salvare le vite o perlomeno a curarle fino all'ultimo giorno quando non potevano essere salvate, ma che sono morti senza stringere la mano al proprio figlio, alla propria figlia, al marito, alla moglie. Quindi questa è una cosa doverosa. Perché ti faccio questo preambolo, Omar? Proprio perché è da quello che dobbiamo ripartire. Come dire, il Friuli ringrazia tutti quelli che appunto hanno combattuto per salvare le vite umane, ma non dimentica, e in questo caso non dobbiamo dimenticare tutto il dolore che abbiamo avuto, e ci deve insegnare per tante cose quello che è successo, per tante cose, a dare naturalmente valore e a dare soprattutto risorse al personale, alle organizzazioni degli ospedali e anche dei territori, dei domicili. Questo è una cosa, dipartimenti di prevenzione. Quanti di noi hanno appunto riferito che nell'attesa che appunto la persona era nella propria casa, non poteva lavorare, non poteva uscire, e notava al telefono che chi era dall'altra parte, cioè i dipartimenti di prevenzione che dovevano fare i tracciamenti e fare naturalmente la prevenzione dei focolai, capiva che dall'altra parte c'erano dei lavoratori che erano veramente sotto tanta pressione. E questo è molto importante perché non dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo avere fiducia appunto in un reinizio, e questa è una cosa fondamentale. Stiamo vedendo che dall'altra parte, all'orizzonte, stanno succedendo certe cose delle quali appunto anche come consiglieri regionali delle opposizioni, laddove ci chiamiamo così, anche se in realtà sui temi della salute, me l'hai sentito dire tante volte, non esiste destra, centro e sinistra, uno deve fare
deve fare il suo e lo deve fare insieme, perché tutti rappresentiamo la gente del Friuli Venezia Giulia. Quindi sull'orizzonte si stanno, come dire, stanno avanzandosi degli avvenimenti dei quali abbiamo cercato appunto di chiedere spiegazione, e avremo spiegazione dopodomani, perché il giorno 3 è stata convocata una commissione sanità in regione a Trieste, Chiaro. dove vedremo che cosa sta succedendo anche per quanto riguarda la centrale dell'emergenza. Ha un nome, si chiama SORES, per le persone che ci ascoltano da casa è il numero 112 che chiamiamo quando abbiamo un problema, ed è il cervello. Senta, consigliere, il caso è nato più per il fatto che il direttore nominato, che entrerà in carica chiaramente il 1° agosto, sempre salvo clamorose sorprese, ha fatto più rumore il fatto della cosiddetta costruzione ad hoc, oppure le dichiarazioni dello stesso direttore in pectore, che tanto è medico, il suo collega, e non uno qualunque, tanto per essere chiari, del fatto che non si è vaccinato ancora. Ecco, qual è secondo lei che ha fatto più rumore come dichiarazione alla fine? Omar, la verità è questa: io ho appreso, ti parlo per quello che so io, ovviamente non posso parlare per altre persone, però a me consta che per andare proprio a ricoprire il posto di primario nella SORES, che è la centrale operativa proprio dell'emergenza, è una struttura operativa come fosse, come dire, per comprenderci, un grande reparto, anche se logisticamente è organizzato come una centrale operativa, non ha i letti ovviamente come hanno i primari dei reparti. Era stato bandito un concorso a febbraio di quest'anno, nel senso che questo concorso doveva proprio ricoprire il posto di primario della SORES, che adesso è comandata da un bravo dottore che però è un facente funzioni e che andrà in pensione. Ad un certo punto siamo stati avvisati che questo concorso è stato sospeso, e quindi c'è stata una chiamata diretta tramite una funzione che si chiama comando dell'attuale primario, appunto, della rianimazione dell'ospedale, per andare a fare il responsabile della SORES. Quindi io di questo ho appreso. L'altra parte del discorso che hai fatto tu l'ho letta sulle pagine dei giornali, perché sulle pagine dei giornali siamo stati notiziati dal direttore dell'azienda Zero Arx, Giuseppe Tonutti, che dice il dottore sta aspettando un nuovo vaccino. Quindi, per amore di Dio, quella cosa lì io l'ho letta come l'hai letta tu, come l'ha letta tante persone che leggono il quotidiano del Friuli Venezia Giulia, ma su quello naturalmente non lo sapevamo prima che lo dichiarasse il direttore dell'ARCS, che poi è quello stesso che ha sospeso il concorso, perché la SORES è sotto proprio l'azienda Zero, l'ARCS del Friuli Venezia Giulia, l'azienda, insomma, un'azienda importantissima della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Però la domanda, mi permetta, consigliere, la domanda nasce spontanea, no? Cioè, al di là delle uscite per mezzo stampa, eccetera, però visto che c'è ancora tanta gente a cui il vaccino, diciamo così, non piace, un po' come quelli che hanno difficoltà a utilizzare l'acqua per il proprio corpo, no? Questo è un ulteriore messaggio negativo per la campagna vaccinale, no? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma se questo che è da un anno è lì che opera non si è mai fatto il vaccino, mi venite a dire a me di fare il vaccino? Punto di domanda. È una domanda assolutamente legittima, Omar. È una domanda legittima, e se chiedi a me qual è la mia risposta, tu sai che io sono un medico che anche ha dato disponibilità a fare il medico volontario vaccinatore, quindi la mia impostazione è chiara ed è pubblica. Viceversa, questa situazione non vorremmo proprio che, come dire, confliggesse, rallentasse la campagna vaccinale, perché per uscire da questa bolla naturalmente del Covid ci viene offerto anche una cura che è quella appunto
non solo le cure mediche per chi naturalmente prende il Covid, ma il vaccino per prevenire la malattia da Covid, e allora è chiaro che l'impostazione, secondo me, la strada è una strada, quella appunto della vaccinazione, per Certo. cui temo anche questo, il fatto comunque di parlare, soprattutto di porre non tanto sulla persona, perché io non parlo della persona, come dire, singola, parlo invece di quello che questa Il ruolo a cui situazione può vuoi andare a generare. ricoprire, insomma, no? Perché a questo punto il dubbio viene, Andiamo a chiarire, anche Omar. perché ti Allora vorrei permetti, sentire. Esatto. anche perché io pongo una domanda e dico, ma le persone che sono passate sotto le mani, tra parentesi, del suo collega che scopriamo oggi non ancora vaccinato, qualcuno potrebbe farsi delle domande ancora più importanti, no? Perché dice, come, io sono passato lì e questa persona non era vaccinata, dunque, punto di domanda, chiaramente un indizio non fa una prova, come si dice, no? Non si può prendere un sassolino e credere di avere la ghiaia in casa. Ci sono vari casi, ci sono tutte, per l'amor di Dio, le varianti in corso d'opera e via dicendo. Però, ripeto, il messaggio che arriva è sbagliato, no? Perché uno potrebbe dire, ma se il medico non si vaccina, perché mi devo vaccinare io? Punto di domanda, no? Come giustamente poi lei ha risposto. Io credo questo, Omar, che è molto importante per tutti noi, io, te, i nostri genitori, le persone che conosciamo, la popolazione del Friuli Venezia Giulia, avere naturalmente la certezza in quella che è l'istituzione, e su questo non lo dobbiamo mai mettere in discussione. La sanità, gli ospedali, i medici che ci lavorano, devono avere la nostra massima fiducia, e io, che appartengo a quel mondo e so da chi è composto, lo testimonio con la mia faccia, come sto facendo con te in questo momento. Ci mettiamo la faccia. Ecco perché questa situazione che crea, come dire, dei dubbi, può creare delle incertezze e quant'altro, la vogliamo portare proprio in Consiglio regionale, in modo tale che lì avremo l'assessore Riccardi, il presidente Federiga, che è tanto impegnato anche come presidente della conferenza dei presidenti di regione ad affiancare il generale Figliuolo nella campagna vaccinale. Ricordiamoci anche tutti i medici di famiglia che stanno lavorando proprio nei mini hub, cercando cioè di accompagnare per mano quelle persone che, come dicevi tu, hanno magari perplessità, hanno timori, ma spiegando come possono fare, come possono essere anche protetti dai propri medici di famiglia, acquistano fiducia. C'è tutto un lavoro dell'istituzione che a livello nazionale e regionale sta marciando in quella direzione. Quindi penso proprio questo, che ci aspettiamo, come dire, delle parole, perché contano in questo modo di rassicurazione, ed è per questo che crediamo, anche quando abbiamo fatto la richiesta appunto di audire il direttore generale dell'ARCS tenuto in commissione, e di una mozione, cioè da portare non solo in commissione ma da portare nel Consiglio regionale, siamo fiduciosi che avremo naturalmente delle spiegazioni e delle parole che ci rassicureranno. Bene, allora Simona Liguori, io ti ringrazio per la partecipazione e chiaramente ci terremo, come si dice, informati e aggiornati. In questa intervista, insomma, è stata più chiara che trasparente, no? Anzi, è stata chiara e trasparente nel contesto per quanto riguarda, insomma, questa situazione un po' particolare. Vuole aggiungere ancora qualcosa? Solo un saluto. Della serie mandi a tutti, insomma. Sempre, mandi a tutti. Chiaro. Siamo tutti allora, nelle mani di Dio, Omar. Allora, intanto, visto che qua c'è lei in onda, andiamo a dare i numeri per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia e poi chiudiamo il collegamento. Su 977 tamponi molecolari sono stati rilevati 4 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,41%. Sono inoltre 500 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi per una percentuale di positività dello 0,80%. Non si registrano decessi
I ricoveri nella terapia intensiva sono 5, negli altri reparti siamo a 38. I decessi complessivi ammontano a 3.787. Per quanto riguarda invece i totalmente guariti siamo a 92.635, i clinicamente guariti 5.672, le persone in isolamento scendono a 4.869. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive 107.006 persone, a queste vanno aggiunte nel totale dei 107.006 1.199 che giungono da fuori regione. Questi sono i numeri odierni del Covid-19. Ringrazio ancora Simona Liguori per la partecipazione, auguro a lei buon pomeriggio e come sempre ci teniamo aggiornati per altre novità. Arrivederci. E un saluto chiaramente ai nostri amici e amiche alla visione all'ascolto. L'informazione su Friuli TV continua come sempre attraverso gli aggiornamenti sul nostro sito web con le notizie o i video servizi flash per quello che è accaduto accadrà insomma in Friuli, Venezia, Giulia. Non resta che augurare a tutti voi buon pomeriggio e alla prossima per quanto riguarda Linea Diretta. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.